Ed ecco lo sparo, partita la gara. Le lunghe leve di Abel Campeol che si volge contro l'area destra e sinistra e poi va a prendersi subito la testa della gara. Abel Campeol, Ponzano Cagno Autotrasporti. Grosso talento che ha messo in evidenza sia nel cross che nelle gare su pista. Ne vedremo delle belle anche quest'anno. Ora i concorrenti andranno ad affrontare il giro piccolo e poi entreranno nella parte situazione ancora in evoluzione. Non c'è solo Abel Campeol, ma sicuramente anche il compagno di squadra Botter nel gruppo di testa. Sono entrati nel giro grande i concorrenti e c'è la coppia Campeol-Botter che sta dettando il ritmo della gara. Lorenzo Botter sempre in seconda posizione alle spalle del compagno di squadra. Ora eccoli in lontananza e c'è un bel gruppetto di almeno una decina di unità a guidare mentre si è un po' spaldata la fila alle loro spalle, e il gruppetto di testa è ancora molto consistente. È sempre guidato dai due trevigiani dell'Atletica Ponzano che stanno dettando i tempi della gara. Ora è Botter che sta guidando davanti al compagno Campeol. C'è anche una maglia della Fenice nel gruppo di testa. Forse anche Filippo Pradella della Silca Ultralight nel gruppo. Ora i concorrenti entreranno, purtroppo qualche maglia, qualche numero si è staccato e non si riescono a vedere i numeri degli atleti. Nessun problema, perché con il chip l'arrivo verrà rilevato, ma per chi sta osservando un po' diventa un problema decifrare gli atleti. Siamo ormai a quasi metà gara. E il gruppo di testa è ancora abbastanza compatto, ma è sempre guidato dalle due maglie giallo-verdi dell'Atletica Ponzano, Lorenzo Botter e Abel Campeol, che stanno per il momento conducendo in assoluta tranquillità la gara, con numerosi atleti che hanno ancora ambizioni di questo gruppo di testa.
Vediamo appena le telecamere all'interno del parco ci faranno vedere se la situazione sta cambiando. Situazione che vedeva all'ingresso sempre i due portacolori dell'Atletica Ponzano, gloriosa società trevigiana, comandare le operazioni con un arrembante Lorenzo Botter che non ci sta ovviamente a far da valletto al compagno Abel Campeol. Ancora abbastanza consistente il gruppo, che si è però un po' assottigliato, ed sono sempre i due trevigiani dell'Atletica Ponzano a dettare il ritmo. Lorenzo Botter e sotto la spinta dei due trevigiani si sta sgranando un po' il gruppo di testa. C'è sempre una maglia della Fenice che non riesco a decifrare. Baby, let's do it. All you gotta still do it. It's so easy. Like for some squeezing. Now you twist, then you kiss. Now you do the kissing. C'è lì Lorenzo Zambelli della Fenice che sta tentando di resistere. C'è l'attacco di Abel Campeol ora. Abel Campeol, Lorenzo Botter e Zambelli. Poi Nicolò Cianfarani. Quando siamo alle ultime battute, Lorenzo Botter tenta a sua volta di attaccare. Lorenzo Zambelli, ottima la sua gara oggi della Fenice Mestre, ma c'è anche una maglia del Tonon Vittorio Veneto lì davanti, e Abel Campeol piazza il suo finale. Abel Campeol, Lorenzo Botter, lo sprint intanto di Simone Masetto della San Giacomo Banca della Marca. Campeol, Botter, Masetto, questo nell'ordine i concorrenti che vanno ad aggiudicarsi i primi posti della classifica. Anche probabilmente Niccolò Gencarelli nel gruppo di testa, mi pareva di vedere, dei Caprioli. Comunque la vittoria conferma quindi l'atleta della Ponzano Abel Campeol, che conferma la sua supremazia, controllando, io direi che ha controllato oggi la gara, mi pare di aver capito così, e il suo compagno Lorenzo Botter, che anche oggi ha espresso un'ottima prestazione. E c'è questo bel finale da parte di Simone Masetto della Nuova Atletica San Giacomo Banca della Marca, che si è inserito nelle posizioni di testa, quindi sorpresa rispetto alle gare precedenti in questa terza gara del campionato regionale. Avremo modo di vedere di nuovo
questi protagonisti ed altri, speriamo, in occasione della festa del cross. Lo dico, che è in programma il 1° di marzo nello splendido percorso dell'area golenale del Brenta a 9, con l'organizzazione dell'atletica Vimar Marostica, e sicuramente uscirà una meravigliosa manifestazione come al solito in quel percorso che è stato teatro dei campionati italiani e dei campionati nazionali studenteschi in 2 anni di seguito. Percorso che comunque al quale non ha nulla da invidiare questo splendido percorso di Galliera, che ormai è diventata una classica e che si va a dipanare dentro al parco meraviglioso della Villa Imperiale di Galliera. E detto questo, direi che mentre continuano gli arrivi andremo tra poco a seguire l'ultima di queste gare, la gara più lunga, quella di 10 km della categoria senior e promesse maschili. Come on, everybody! Well, you know you make me want to shout, put my hands up and shout, put my heart up and shout, put my head back, shout, come on now, say you will. Intanto invito i concorrenti della gara senior promesse maschi a prepararsi, perché la partenza è prevista per le ore 12:40 e sono le 12:32, quindi tra pochissimo partirà l'ultima gara, 10 km, 5 giri grandi del percorso. Soube cuidar, chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde eu for. Dança, sol e mar, guardarei no olhar. O amor faz perder e encontrar. Lambando estarei ao lembrar que esse amor por dia, instante foi rei.
chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Canção, riso e dor, melodia de amor, um momento que fica no ar. È stato rinvenuto uno splendido scaldacollo pieno di vita con una specie di teschio di fronte, una dentiera. Chi avesse perso questo splendido scaldacollo con dentiera in perfetto stile carnevalesco può ritirarlo presso la postazione microfonica. E l'ultima gara, siamo all'ultima gara, con 72 concorrenti al via che sono intenzionati a darsi battaglia sui 10 km. 10 km per categoria senior. Andiamo a vedere i protagonisti di questa prossima gara che concluderà il programma, mentre Paolo Bianco ha ordinato il sole. Lui diceva che alle 10 cominciava a piovere, ma si è sbagliato clamorosamente Paolo e invece è arrivato il sole e ne siamo molto contenti ovviamente. E andiamo a vedere i protagonisti della prossima gara. Stefano Riga, Trichiana, Simone Sacchette dell'Athletic Club Firex Belluno, poi la Dolomiti Belluno che presenta Giuliano Belfiore, Gabriele Cossettini, Elia Gullo, Cristian Sommariva e Osvaldo Zanella. L'Ana Atletica Feltre con Davide De Palma, Nicola De Paoli, Pari De Grava, Andrea Lorenzetto, Luca Minella, Mauro Rubin e Lucio Sacchette. La Vissabano con Francesco Fazio e Alessio Leo, Cuspadova con Marco Panzavolta e Mattia Vallerin, la Atletica Galliera con Richard Zandonà, la Atletica Dilettantistica Limbertas Piombino Dese con Nicola Rossetto, l'Atletica Città di Padova con Giuliano Virgis, i Turristi di Montegrotto con Flavio Ceretta, la SPAC 4 di Padova con Diego Avon e Stefano Rigoni, Confindustria Rovigo che schiera Alessandro Amato e Riccardo Tosi, il gruppone della Salcus con Lorenzo Andreose, Nicola Vigni, Tufik Bazar, Michele Bedin, Mauro Bonon, Alessandro Grandini, Abderrazak Aul, Massimo Mattiolo, Massimo Moratti, Paolo Prendin, Massimo Tocchio, Dante Tognotto, Paolo Trovò e Alessandro Vettorello. Andiamo avanti con l'Atletica Mogliano che mette in campo Simone Bernasconi, Leonardo Bidogia, Luca Braga, Alberto Condoleo, Riccardo Donè, Marco Francescato, Massimo Furcas, Mattia Stival, Andrea Tosatto. Poi il gruppone, ancora un altro gruppone, Atletica Ponzano con Mauro Amadio, Claudio Bagnara, Giuseppe Barbirolo, Diego Baù, Andrea Brugnera, Alessandro Cagno, Luis Gallina, Luca Marchetti, Alessandro Marin, Ahmed Nasef, Stefano Pretotto, Mirko Signorotto, Enrico Spinazzè. Stiore Treviso con Riccardo Favaro, la Tonon Vittorio Veneto con Diego Bottecchia, l'Atletica Sernaglia con Francesco Corrocher, gruppo sportivo Mercurius con Daniele Cesconetto, la Biotecno Marcon con Said Budalia, il Coin con Andrea Destales e Leonardo Ghigi, l'Atletica Vicentina con Andrea Zordan, Alpini Vicenza con Luca Guerra e insieme New Food Verona con Giovanni Fontana Granotto. Questi sono i concorrenti che saranno impegnati nell'ultima gara prima che cominci a piovere. Speriamo che non succeda troppo presto. Per chi tornerà a Belluno troverà la neve ovviamente. Andiamo a vedere quali potrebbero essere alcuni dei protagonisti. La Dolomiti Belluno, sicuramente Giuliano Belfiore, Gabriele Cossettini, poi Ana Atletica Feltre con potrebbe essere Lucio Sacchette, uno dei possibili favoriti. Poi ancora vediamo a vedere cosa c'è
e lo splendido Diego Avon, che abbiamo visto in grande forma a Pescantina in quel difficilissimo percorso, e Diego in quell'occasione ha conquistato un'ottima seconda piazza. Poi potrebbero essere protagonisti anche Tufik Bazar della Salcus e il compagno di squadra Abderrazak Aoul e anche Massimo Tocchio. Poi se dimentico qualcuno perdonatemi, ma poi ancora la Mogliano con Leonardo Bidogia, uno dei protagonisti della gara di Mogliano, Riccardo Donè, Mattia Stival, Massimo Furcas, e la Gagno Autotrasporti Atletica Ponzano con potrebbero essere Mauro Amadio, Claudio Bagnara, ma sicuramente Ahmed Nasef, che ha dominato le 2 gare precedenti. Ahmed Nasef, vincitore della gara anche di Pescantina, ma anche di Vittorio Veneto. Poi ancora Mirko Signorotto, e da non dimenticare Said Budalia della Biotecna,